Mister Eusebio Di Francesco, allora, contro il Brescia come arriva il Venezia dal punto di vista della preparazione fisica? Beh, sicuramente la forma è cresciuta rispetto anche all'inizio. Devo dire che queste due partite in Olanda sono state molto importanti per fare delle valutazioni, ma anche per mettere del minutaggio all'interno della squadra. Al di là dei risultati positivi ho visto delle cose sì che dobbiamo migliorare, ma tanti aspetti di crescita da parte della squadra. Ci saranno purtroppo delle defezioni nel Venezia, quali esattamente? Beh, poi Ampalo e Ristani non ci saranno sicuramente, lo stesso Jaialo che è un po' lungodegente in questo periodo si è visto pochissimo, e poi Busio che è tornato diciamo dalle Olimpiadi. Mi aiuto perché se no me ne dimentico qualcuno, e Bjarkason, anche Bjarki che non c'è e Tesman che non è convocato. Pensa per questo di integrare con qualcuno della primavera? Ma ci sono dei ragazzi che hanno fatto il ritiro con noi, a partire da Rioda, da El Assad, e sicuramente in questa partita il convocato sarà El Assad. Per quanto riguarda invece il Brescia, che tipo di squadra è? Dove dovrete stare maggiormente attenti? È una squadra che è un allenatore molto esperto con cui ho giocato spesso contro, ci siamo affrontati in diverse partite. Devo dire che ha nella verticalità la sua arma migliore, la capacità di far diventare un'azione difensiva offensiva immediatamente, ha anche degli ottimi giocatori, per quello è una squadra che credo sia in quest'anno punti a fare qualcosa di importante e noi dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. Tornando al suo Venezia, ci sono dei punti in cui del campo andrebbe integrato alla rosa, secondo lei? Ma qualcosa andremo a fare, però oggi mi voglio più concentrare sulla partita che sul mercato, che compete alla società, al direttore di cui ho molta stima e ho fiducia che possa fare del suo meglio per poter migliorare la rosa di questa squadra. E ultima cosa, parlando appunto di quello che c'è, lei ha elogiato particolarmente i ragazzi in conferenza stampa, in particolare in che cosa l'hanno colpita? Ma nella grande dedizione al lavoro, nella voglia sempre di migliorarsi giorno dopo giorno, la curiosità che hanno, con questa mentalità e con questa predisposizione possiamo solo che migliorare.